Allora, nella mia vita ne ho viste parecchie. Questa qua è la canna che stavo usando col vivo, che uso sempre col vivo. Questo è il pesce che ha mangiato il mio cefaletto. Un sarago reale. Questi sono i miei due ami. Tanto per farvi capire che non sto scherzando. Non so dove sia finito il cefaletto, non mi interessa neanche. È in fondo a questa bocca, lo possiamo vedere laggiù in fondo, lo vediamo bene. Non ho parole. Eccoci qua amici della pesca, sono Temossi Giorgio, questo è il mio canale Ligurian Fishing Adventure. Chi segue un po' il canale avrà visto nello scorso anno autunnale, invernale, durante la ricerca dei predatori, in particolare della spigola, che durante l'utilizzo appunto di ische vive, in particolare del cefaletto, abbiamo incappato un po' di volte nella cattura di un sarago. 1, 2, 3. Il numero iniziava a essere abbastanza da record e quindi ho detto boh, ma succederà solamente a me, che cosa starà succedendo a questi pesci? La cosa mi ha un po' incuriosito, poi la parte diciamo estiva di pesca mi ha spostato verso altri obiettivi, non ho più avuto modo di pescare con i cefaletti e non sono più incappato in questi saraghi, tra virgolette, piranha killer. Ho detto boh, ma cosa starà succedendo? Mi sono un po' informato comunque con amici pescatori, anche amici professionisti, mi hanno confermato che comunque il sarago è anche un predatore che appunto nel periodo invernale diventa anche un predatore, come ad esempio l'orata quando va a cercarsi anche molluschi vivi. Penso che accada lo stesso anche con quest'altro sparide, anche se di più piccole dimensioni, quindi fa un po' impressione vedere magari un sarago di qualche etto aggredire un cefalo di qualche etto. Magari lo vedrà in difficoltà, la situazione era abbastanza mobile, il cefalo era abbastanza lì, abbastanza ferito, con abbastanza, e il sarago se ne è approfittato, visto che appunto nella ricerca della spigola andiamo spesso volentieri nelle peggiori giornate invernali, quindi in acqua c'è ben poco se non la nostra esca e spesso e volentieri il nostro predatore. Detto questo, quindi mi è rimasta un po' questa cosa qua di questo sarago che continuavo a prendere. Io ho detto, boh, entrerò nel Guinness dei primati, sono l'unico al mondo che in un anno è riuscito a prendere 3 saraghi col vivo. Penso di esserci ancora nel Guinness dei primati, però mi è sembrato un po' strano e mi sono dato una risposta che era semplicemente perché in inverno c'è poco cibo. Ma quest'estate invece, che ha fatto più o meno un caldo record, più caldo negli ultimi 100 anni in tutta la Liguria, in tutta l'Italia penso, e in parte d'Europa, stava succedendo qualcosa di anomalo, riconducibile a quello che abbiamo visto in inverno. E serie di attacchi di morsi di pesci ai bagnanti. Io adesso mi riferisco in particolare alla Liguria perché ho conosciuto una persona a Santa Margherita Ligure in provincia di Genova che mi ha detto, beh, questo qua è un turista, e un turista che aveva appunto la cabina a Santa Margherita mi ha detto, guarda, mia moglie è stata morsa da dei pesciolini. Ho detto, boh, non so cosa dirti, no? La vedo dura, non so identificarlo così senza che mi dici magari come era fatto questo pesciolino. Mi ha detto, guarda, il morso comunque ha quasi portato, siamo andati a pronto soccorso, ci è mancato un pelo che dovesse prendere dei punti. Vabbè. Passa una settimana, 2 settimane, adesso non mi ricordo, una mia collega mi dice, guarda, io a Sestri Levante, poco distante da Santa Margherita, siamo più o meno a una decina di chilometri, sempre in provincia di Genova, in bagnasciuga, io ero lì con i miei nipoti, mi morde un pesciolino. Ho detto, boh, ma descrivimi un po' questo pesciolino. Era argento, con una macchia particolare nera. Io ho detto, boh, ma sarà mica il famoso saraghetto? Ha detto no, era un po' più argento, vabbè. Ho detto, boh, ma cosa starà succedendo? Anche perché 2 casi in poche settimane, sempre nella stessa regione. E vabbè,
continuo a fare le mie cose e improvvisamente appare nelle notizie che io leggo tutti i giorni, a parte che leggo tutte le cose che succedono in parte dei gruppi di pesca di Facebook, mi faccio delle sane risate, ma leggo anche magari TGcom e le cose un po' più importanti, e appare una notizia in un sito parallelo che mi dice: Sarago come i piranha, i pesci in Spagna hanno iniziato a mordere i bagnanti. Ho detto, però lì ci siamo, finalmente sappiamo come uccidere le persone che vengono in vacanza in Liguria, a parte gli scherzi. Ho detto, boh, mi si è un po' accesa la campanella d'allarme, ho detto, ma 2 casi in poche settimane in Liguria, proprio nelle settimane più calde, e un caso in particolare in Spagna, e quindi mi sono messo a leggere. Vediamo un po' cosa dice questo articolo che io mi sono anche stampato. Adesso lo leggiamo un po' insieme e vediamo un po' cosa dice. A Benidorm, in Spagna, i turisti e i villeggianti devono fronteggiare gli attacchi dei pesci. Sono le conseguenze impreviste in un'estate torrida, che ha toccato temperature da record anche nella penisola iberica. Questa stagione, infatti, una media di 15 persone al giorno ha chiesto aiuto sulle spiagge della città spagnola, la terza con più camere d'albergo del paese, preceduta da Madrid e Barcellona, dopo essere state morse dalle obladas. Si tratta di piccoli pesci grigi con una macchia nera sulla pinna caudale. La maggior parte degli attacchi si sarebbe verificata sulla famosa spiaggia di Poniente, tra i più famosi arenili urbani di tutta la Spagna. Le obladas possono raggiungere la lunghezza di 30 cm e sono aggressivi nei confronti dei bagnanti, lasciando ferite da denti su braccia, gambe e schiena delle vittime. E cosa poteva essere, amici, se non questa obladas, la nostra occhiata? Quindi siamo passati da Sarago all'occhiata, ma continuiamo a leggere. È l'ultima conseguenza del cambiamento climatico. Gli scienziati affermano che, a causa delle temperature afose degli ultimi mesi, la temperatura nel mar Mediterraneo si è alzata notevolmente. Di conseguenza, anche il metabolismo dei pesci sarebbe cambiato, aumentando l'appetito delle obladas. Con il mare molto più caldo, il metabolismo dei pesci aumenta e hanno più bisogno di cibo, afferma il professor Alfonso Ramos, ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Marine e Biologia Applicata all'Università di Alicante. L'Istituto di Ecologia Costiera è tuttavia a conoscenza di questo nuovo fenomeno da diversi anni. Già a metà agosto 2017, infatti, venne informato per la prima volta il servizio di salvataggio e primo soccorso di Alicante. L'aumento della temperatura del mare colpisce le specie marine. Alcune sono più tolleranti e altre hanno meno adattabilità, ma tutte ne risentono nella loro distribuzione e comportamento. Nel caso dell'obladas, il fatto che ci siano così tante persone può alterarne il comportamento, sottolinea Gabriel Soler, direttore scientifico dell'Istituto di Ecologia Costiera. Le obladas, il cui nome scientifico è Oblada melanura, sono una specie molto diffusa al largo dell'isolotto di Tabarca, meta turistica famosa e posta a circa 20 km da Alicante. Quest'anno però, a causa dell'aumento delle temperature del mar Mediterraneo, le obladas si spostano molto più vicino alla costa. Quando c'è un'alta densità di popolazione, come in una spiaggia affollata, le obladas non scappano, beccano le ferite e le verruche, provocando dolore, continua il professor Ramos. Gli esperti consigliano di evitare di fare il bagno con ornamenti e gioielli luccicanti, perché potrebbero attirare la loro attenzione. L'aumento delle temperature marittime è una delle molteplici conseguenze causate dal cambiamento climatico, come ricorda anche Jorge Olcina, direttore del laboratorio di climatologia di Alicante. Nell'ultimo decennio il Mediterraneo ha subito l'invasione di numerose specie di pesci e alghe tropicali, di mari più caldi come il Mar Rosso, che ne alterano l'ecosistema, afferma. Nello scorso mese di luglio, infatti, il Mar Mediterraneo aveva raggiunto la temperatura record di 28,4 gradi, superando il primato che resisteva dall'estate 2003. La tropicalizzazione del Mediterraneo comporta la moria di numerose specie marine, tra cui coralli, spugni e alghe, ma colpisce anche la pesca, l'acquacoltura e gli allevamenti di mitili. Eccoci qua, quindi abbiamo visto come il cambiamento climatico e l'aumento della temperatura non fa sì che nei nostri mari ci siano pesci nuovi, alieni, tropicali. Abbiamo visto il pesce scorpione, conosciamo benissimo il pesce serra ormai, ma possa mutare anche il comportamento dei pesci di casa nostra.
Le povere occhiate sono probabilmente disturbate da questa temperatura molto alta, il loro metabolismo cambia, sono più nervose, più aggressive, hanno più fame. Molti fattori che cambiano lo stato dei nostri pesci. Quindi, come vediamo, il clima è molto importante e rispettare la natura fa sì che possa aiutare a non mutare più velocemente. Mi raccomando, quindi fate attenzione in serra, ma fate attenzione anche a quei pesciolini grigi con la macchia nera, perché mi sa che butterà male nell'estate 2024. Detto questo, io vi saluto, vi ringrazio, continuate a iscrivervi al canale, continuate a seguire il canale Ligurian Fishing Adventure, perché come vi dico sempre, le avventure non finiscono mai.